Gemelli, mantenete contatti utili, specie se puntate ad una carriera di successo. La vostra forma mentale e fisica sarà al top in queste 24 ore. Continuate a prendervi cura della vostra salute, fisica e mentale. Cancro, arriveranno novità e chiarimenti. Inizierete a recuperare a livello psicofisico dopo un lungo periodo difficile. Se recentemente avete discusso con il partner, troverete finalmente un punto di incontro. Leone, buone notizie per chi studia o deve superare un test. Sono in arrivo elogi. Chi lavora potrà avanzare una richiesta particolare, poiché sarà maggiormente ascoltato. Scintille sotto le coperte per chi si ama. Vergine, questo è un periodo delicato. Vi sentite incompresi e desiderate fuggire. Riflettete sui vostri sogni e aspirazioni. Siete un segno ambizioso. In queste 24 ore potrebbe accadere qualcosa di inaspettato. Bilancia, con l'estate la vostra voglia di avventura e amore aumenterà. In queste 24 ore sarete tentati di accelerare per concludere un affare, poiché avete bisogno di denaro. Non fate però il passo più lungo della gamba. Scorpione, i vostri progetti saranno validi e le finanze in ripresa. Qualcuno potrà godersi una gita fuori porta o una piccola fuga dalla quotidianità. Ve lo meritate e vedrete che vi farà molto bene. Sagittario, presto una situazione disagevole si risolverà e vi sentirete sollevati. Nel lavoro non mancano i problemi, ma avete la situazione sotto controllo. Vedrete che riuscirete a sistemare tutto. Capricorno, chi si occupa della famiglia o di anziani è molto stressato in questo momento, ma oggi finalmente ci sarà una tregua. Rilassatevi e riposatevi e fate qualcosa che amate e che vi faccia stare bene. Acquario, le stelle sono favorevoli. Chi lavora otterrà consensi e buoni compensi. Ultimamente siete stati molto impegnati e vi siete trascurati un po'. Prendetevi cura di voi. Pesci, avete affrontato un periodo duro, ma ora siete in ripresa. Nessun dolore dura in eterno. Date tempo al tempo. L'amore sarà in primo piano e con il partner farete favole e follie. Il vostro aspetto sarà smagliante e seducente. Oggi vi saluto con le parole di Federico Garcia Lorca. Vivere è trasformare in luce ciò che la notte ci ha dato in ombra. Ciao a tutte e a tutti. A domani con l'oroscopo di Maya. Cittadella Summertime. La tua estate con Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Ed eccoci tornati a Buongiorno Taranto. Buongiorno a chi ci ascolta in radio sui 96,5. Buongiorno a chi ci ascolta, ci guarda in TV al canale 94, chi in streaming, chi sul DAB, insomma, buongiorno a tutti. Lunedì iniziamo con la nostra rassegna stampa. Il Corriere del Mezzogiorno apre con il caro spiagge, la lite sui rincari, analisi dei consumatori sull'ultimo quinquennio, le imprese costi in alto per personale ed energia, l'ADOC, prezzi di sdraio e lettini saliti del 25%, i gestori aumenti fisiologici nel Salento. Dal 2021 ad oggi sono aumentati del 25% i prezzi per ombrellone e sdraio in spiaggia, emergenza da un report dell'ADOC, l'associazione a sostegno dei consumatori, secondo cui Porto Cesario e Nardò la stangata è stata del 50%, gli operatori balneari, i costi sono aumentati. In alto si parla di Taranto perché campeggia la questione del circolo PD dei fratelli Cervi in Biancona, non paga il fitto da 19 anni, questa è l'accusa del consigliere Vietri. Idem, noi pronti a saldare il debito, la denuncia del consigliere regionale Vietri a Taranto, il locale di proprietà dell'Arca Case Popolari. E poi ancora in basso torna la paura a VS, ucciso un 35enne, Antonello
Scirpoli aveva favorito la latitanza di un boss, ora collaborazione di giustizia. Passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, che invece apre con le vertenze sindacali. Vertenza Puglia, il titolone a centropagina. Bucci della CGIL, da Natuzia Ilva abbandonati dal governo. Aprile, Confindustria, oltre le crisi abbatteremo i muri. E poi ancora i focus, gasolio all'insù, torna lo spettro dei 2 euro al litro. Questa mattina c'erano grandi file almeno vicino a casa mia nelle pompe di benzina. E poi ancora dall'energia, le risorse per il meridione di Giuseppe Coco. E poi Salento, la guerra degli autovelox, tangenziale Lecce Gallipoli, ormai si va verso l'attivazione. Poi si parla di legge elettorale rivolta a bipartisan delle donne, preferenze no grazie. La giunta De Caro, il caso quote rosa. È un articolo a cura di Colucci a pagina 6. E poi fuoco, fumo, a paura, i roghi che devastano Bari. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo passiamo alle altre prime pagine. Torniamo alla nostra rassegna stampa, andiamo sulla prima pagina dell'Edicola del Sud. A solo 10 mesi muore in ospedale, la mamma ha raccontato che sarebbe caduto dal lettone nonostante i cuscini sistemati per fare da barriera. Una brutta storia questa. Centropagina, la Puglia dopo la Calabria più amata dai turisti stranieri. E ancora Ostuni torna alla rassegna, un'emozione chiamata libro. Ma andiamo sulla prima pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia, dove si parla di trasporti. Ma a che prezzo? Servizi chiave paga la Puglia, non solo Frecciarossa piemontese. No alla logica di mercato, la polemica sul 1,5 milioni di euro che la regione Puglia ha deciso di destinare al Frecciarossa Taranto-Roma va oltre il destino di un singolo treno. La vicenda ha riportato al centro una domanda più ampia: fino a che punto una regione deve finanziare i servizi strategici. La Puglia investe notevoli somme per i trasporti, ma altre escono dal comparto turismo, come i contributi aerei, ma poi ci si potrebbe aggiungere tantissimo, come la sanità, la scuola, insomma. E poi ancora la via pugliese per il Quirinale, occasioni perse, nomi in ballo. Presto, forse prestissimo per parlarne, per abbozzare strategie di nomi intese c'è tempo. Il successore di Sergio Mattarella sarà eletto nel 2029, speriamo che arrivi il più tardi possibile. Nel mezzo accadrà tutto o quasi, le elezioni politiche del 2027 principalmente, e non è poco, anzi ci sarà insomma tantissimo. Poi si fa anche una sorta di possibile totonomi per la successione. Ed è stato anche un fine settimana di incendi nel cuore della palude Conte, Canadair in azione, ma non solo, abbiamo visto incendi anche in altre zone più vicino, Manduria e altro. E poi ancora il PD moroso da 19 anni, l'immobile di Arca. Stiamo parlando sempre della questione sollevata da Vietri, di cui fra poco parleremo con l'amministratore unico di Arca Ionica, Dani Pascarella. Intanto ieri a San Pietro in Bevagna c'è stato un intervento della Guardia Costiera di Taranto, a poche ore da un altro intervento che c'era stato. 5 persone a bordo di tavole da SAP sono state tratte in salvo dopo essere state trascinate al largo dalle forti raffiche di vento provenienti dal nord. L'allarme è scattato nel pomeriggio di ieri nelle acque antistanti e la foce del fiume Chidro, una zona dove la corrente è molto forte. Le condizioni meteo marino, caratterizzate da un improvviso rinforzo del vento, hanno reso impossibile il rientro a riva di 5 sportivi. L'unità navale della Guardia Costiera è intervenuta tempestivamente, recuperando tutti gli occupanti e riportandoli a terra in sicurezza. Insomma, anche se gli sport acquatici sono belli, facciamoli sempre con prudenza. E adesso noi ci fermiamo, quando torniamo iniziamo con i nostri approfondimenti.
E questa era Sabrina Carpenter e adesso noi iniziamo con i nostri approfondimenti, perché si allarga la polemica sugli immobili pubblici concessi a realtà politiche dopo le accuse mosse dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Giuseppe Vietri. Arriva la replica del circolo PD di Taranto Fratelli Cervi guidato dal segretario Giovanni Schiavone, ma il caso non si è fermato alla risposta dei Dem. Il gruppo regionale dei Fratelli d'Italia, attraverso il vicepresidente della commissione bilancio Antonio Scianaro, chiede ora un censimento degli immobili pubblici assegnati a partiti, movimenti, circoli e soggetti riconducibili ad attività politica. Il circolo PD Fratelli Cervi ha contestato le affermazioni contenute in un video social pubblicato il 4 luglio scorso dal consigliere Vietri, definendole fuorvianti. Nella nota, nel suo video, Vietri aveva detto che il PD non pagava da 19 anni la locazione del circolo di Via Ancona, un circolo insomma di periferia proprio nelle case popolari di Via Ancona, e tra l'altro la risposta è stata che da un anno, da aprile del 2025, questo circolo era stato preso in mano dal PD e ristrutturato. Noi, per capire qual è la vera situazione, abbiamo al telefono l'amministratore unico di Arca Ionica, Danny Pascarella. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori. Allora, è una situazione piuttosto intricata. Qual è la verità? Perché la palla, insomma, sembra essere passata in mano ad Arca Ionica, che deve fare chiarezza. Sì, assolutamente. È una questione intricata, come sono sempre intricate le questioni che gestisce Arca Ionica. Ma in realtà bisogna fare un po' di chiarezza, perché questo locale è adibito a circolo del PD dal 2003. Sì. Quindi è dal 2003 che c'è un contratto che prevede questo uso da parte del circolo in persona del legale rappresentante pro tempore, che è il segretario del circolo. Quindi in realtà, per quel che riguarda Arca Ionica, è irrilevante che ci siano il soggetto che nel corso del tempo riveste il ruolo del segretario del circolo. Per noi, per Arca, è sempre il circolo, indipendentemente, quindi il circolo del PD, indipendentemente dalla persona che ricopre in quel momento il ruolo di segretario. Sì. Quindi intanto ci tengo a chiarire questo aspetto. Quindi si tratta di un contratto che regolarmente registrato del 2003. È stata una posizione che era già oggetto di verifica da parte degli uffici di Arca, di verifica amministrativa e di verifica contabile, tanto che la cosa più importante è che ritengo, per quel che riguarda anche le attività gestionali, quello che è l'attività di risanamento di Arca, è stato disdettato quel contratto. Nel senso che già da tempo è stato disdettato, perché era un contratto che per legge civilisticamente si rinnovava di 6 anni in 6 anni. E quindi il nuovo circolo, quello con il nuovo circolo PD dei Fratelli Cervi, è un nuovo contratto o... No, non esiste un nuovo contratto, è sempre quello il contratto, perché non cambia il soggetto, non è che c'è un circolo prima e un circolo dopo per quel che riguarda la posizione giuridica, cambia il segretario del circolo, ma questo è un fatto interno al partito che non rileva nei confronti di Arca. Per Arca uno è il contratto, e se c'è un inadempimento riguarda il circolo, indipendentemente da chi è il segretario. Quindi questi 19 anni andranno pagati? Assolutamente sì. E l'Arca ha fatto tutto ciò che doveva fare, sia per salvaguardare il credito, con lettere interduttive di prescrizione e richieste di pagamento, e abbiamo disdettato il contratto per impedire che si rinnovi automaticamente di altri 6 anni. Infatti scadrà il 2027 e non verrà rinnovato a quelle condizioni, perché sono condizioni stabilite dal passato che Arca ha dovuto subire attualmente, per il rispetto naturalmente
del regime contrattualistico. Perché l'affitto, diciamo, è molto basso, sono, se non sbaglio, 50 euro. Sono 50 euro, ora non so all'epoca perché fu quantificato questo, probabilmente c'era forse delle norme regolamentari che prevedevano delle somme più basse per le associazioni, i partiti politici. Questo per me comunque oggi non rileva. Così come non ha rilevato per Arca Ionica durante la mia amministrazione, perché abbiamo fatto quello che andava fatto, quindi la disdetta, quindi questo contratto non ci sarà più comunque e verrà fatto un contratto a nuove condizioni, ma naturalmente con una manifestazione di interesse. Ora Fratelli d'Italia chiede un controllo su tutti le locazioni a partiti e movimenti politici. Ce ne sono molti a Taranto che di questo guardi, io da quello che mi risulta come contratti regolari c'era solo questo del Circolo PD. In passato anche Fratelli d'Italia ha avuto un circolo, comunque è stato utilizzato per attività politica di centrodestra, un locale IACP sito in Viale Magna Grecia 4044 che poi è stato venduto all'asta, ma questo come notizia, come ricordo, ecco, come attività, però non mi risulti che adesso però noi faremo stiamo facendo ricognizioni per tutte queste attività, insomma, anche perché tenete presente che molti locali di Arca Ionica, a causa di una situazione finanziaria dell'ex IACP, sono stati pignorati e venduti all'asta, quindi in realtà Arca Ionica in pancia a pochi locali, insomma. Perfetto, io ringrazio Denis Pascarella per aver fatto chiarezza e insomma ritorneremo su questa storia. Grazie mille. Assolutamente. È a vostra disposizione, è a disposizione dei telespettatori. Arrivederci. E noi ci fermiamo, quando torniamo parliamo di Giochi del Mediterraneo. E chi non la sa tutta la coreografia di questa canzone, lo so che stavate correndo sul posto, muovendo i capelli, chi non ha problemi di cervicale. Noi abbiamo problemi non di cervicale ma di cantieri per i Giochi del Mediterraneo, strade, cantieri per le BRT, tutto questo, ma quali saranno le strade, qual è il punto della situazione, lo facciamo col nostro uomo degli spiegoni, Fabio Venere della Gazzetta del Mezzogiorno. Buongiorno Fabio. Buongiorno Valentina e buongiorno a chi ci ascolta e che ci guarda in questo momento. In realtà problemi di cervicale ce li ho anche io, come molti, quindi abbiamo anche quelli, caramente. Sì, poi in questo periodo con i ventilatori non è proprio il massimo. Va bene, ma andiamo al nostro problema centrale, che sono i cantieri. Quali strade saranno toccate? Valentina, mi permetto di dirti che hai dimenticato, ultimo ma non per ultimo, come dicono gli inglesi, il maxi cantiere che ancora, ahimè, è in corso per prevenire il dissesto idrogeologico alla Salinella. Certo, sì. Perché insomma, entrando nel merito della tua domanda, sicuramente tutta la città è sotto pressione, questo è indubbio, e tra questi Borgo e Cittavecchia hanno un bel carico, come dire, però la Salinella è sicuramente il quartiere che è più di tutti penalizzato. Poi ovviamente noi diciamo che invitiamo tutti i cittadini, i nostri concittadini, a avere pazienza, perché tra qualche mese la situazione migliorerà, avranno impianti nuovi, strutture nuove, infrastrutture, tutto quello che vogliamo, però lì oltre alle BDT, oltre ai cantieri Giochi del Mediterraneo, c'è appunto questo cantiere per il dissesto idrogeologico che ancora non è concluso e temo per il quale ci vorranno ancora qualche mese. Che poi è un cantiere fondamentale, perché se non va avanti quello non c'è il collaudo dello stadio, giusto? Questo passaggio dovrebbero superarlo proprio entro fine luglio, entro fine mese, quindi siamo arrivati. Venendo alla tua domanda, sottolineo fine mese per dare ancora più forza al concetto che queste opere devono necessariamente finire proprio al photo finish. Sì. Nel senso che da domani un lungo elenco di strade che va dal Borgo sino alla Salinella, appunto, passando per Via di Virgilio, passando per Fercara dei Battisti,
guarda, quasi insomma, almeno per la cosiddetta città consolidata, nessun quartiere escluso, inizieranno i lavori per il rifacimento stradale con circa 2.800.000 euro. Verranno rifatte le strade, che sono ovviamente, come tutti sappiamo, danneggiate e che sono fondamentali per la connessione degli impianti dei giochi del Mediterraneo ubicati e articolati lungo il territorio cittadino, quindi sostanzialmente dal ponte sino all'ex campo scuola, per capirci, allo stadio Atletica Leggera. Quindi i divieti, salvo proroghe, termineranno proprio il 15 agosto, a Ferragosto. Quindi abbiamo più di un mese di divieti e di lavori davanti. Sì, però più di un mese a questi, Valentina, però del 15 agosto dobbiamo aggiungere gli inevitabili, anche qui dal Borgo alla Selinella, disagi che sono strettamente connessi e collegati allo svolgimento delle gare ai Giochi Mediterraneo. Sì. Perché forse insomma, temo che molti non abbiano compreso che oltre alle gare che si svolgeranno negli impianti sportivi, lo stadio Iocovone, lo stadio Atletica Leggera, lo stadio del nuoto, ci saranno delle gare su strada. Sì, maratone, ciclismo. Il ciclismo impatterà su tutto il territorio comunale, la mezza maratona, il triathlon. Quindi voglio dire, se è vero che questi divieti termineranno il 15 agosto e il 16 cambia poco, è poi vero che dal 20 agosto al 3 settembre ce ne saranno di altri proprio per la manifestazione sportiva internazionale in quanto tale. E poi le BRT dovrebbero finire i cantieri entro gennaio, giusto? No, i cantieri dovrebbero terminare, le opere accessorie dovrebbero terminare entro fine agosto-settembre, a gennaio dovrebbero partire le corse. Okay. Le prime corse, quindi insomma e poi da settembre mica abbiamo finito, perché tra settembre, in realtà da ottobre, inizieranno in Cittavecchia i lavori importanti, anch'essi avranno un impatto sulla viabilità notevolissimo, i lavori per la riqualificazione delle mura aragonesi in Cittavecchia, che probabilmente potrebbero portare al blocco parziale o totale della ringhiera, per essere chiari, della ringhiera di Corso Vittorio Emanuele II. Insomma, non abbiamo dato buone notizie stamattina, possiamo dirlo? No, non abbiamo dato buone notizie, però come dire, diciamo da settembre almeno gran parte della Selinella si libererà, tra virgolette, e comunque sia bisogna fare insomma davvero tutti quanti un sacrificio collettivo e avere tanta pazienza. Poi con il caldo mi rendo conto che sia tutto più difficile, perché questo quartiere avrà, e tutta la città ovviamente, avranno impianti sportivi moderni e poi con il varo dei BRT un'infrastruttura più veloce per collegarsi. Speriamo che tutto vada bene. E per concludere, Valentina, l'aspetto che più mi preme sottolineare sia per le BRT ma soprattutto per gli impianti sportivi dei Giochi Mediterraneo e la fase della gestione, come tu sai, per la quale ancora ci sono i bandi di gara in corso, per alcuni, per altri ancora no, mi fisco allo stadio. Speriamo che questo aspetto venga chiarito subito. Certo, perché sono un'opportunità che non possiamo perdere, quella, anche ne abbiamo parlato tante volte, anche di lavoro, perché va bene, è creare un indotto. Grazie Fabio Venere, il consiglio quindi insomma andare ad agosto, andate fuori in vacanza, non rimanete a Taranto. Grazie. Armarsi di tanta pazienza, questo sì. Armiamoci di pazienza, quella ormai ce l'abbiamo. Bene, grazie Fabio Venere, noi ci dobbiamo fermare. Ciao, a dopo. Buongiorno Taranto, siamo tornati in diretta in radio sui 96.5 e in TV sul canale 94 e poi sui nostri siti in streaming sul DAB. E adesso parliamo di un evento che si è tenuto sabato scorso, si è concluso il 4º appuntamento di Miti di Mare, il progetto coordinato dalla cooperativa sociale Isola e sostenuto dal Comune di Taranto. I mitilicoltori locali insieme ai volontari dell'associazione Plastica Qua hanno guidato un'importante operazione di clean up, quindi di pulizia della zona della Circommar Piccolo, rimuovendo l'ambiente da una quantità impressionante di rifiuti. Per sapere cosa è stato raccolto e come è andata, noi abbiamo in videochiamata il presidente di Isola Cooperativa Sociale Paolo Vinci. Buongiorno. Buongiorno.
Allora, com'è andata? So che è stato raccolta tantissima spazzatura, un po' come è successo sempre. Tanti mobili, è vero? Sì, è stata una giornata, devo soltanto sottolineare veramente la dedizione di molti, perché nonostante la giornata calda, infatti abbiamo anticipato alle 8:30 l'inizio delle operazioni di pulizia, c'era tanta gente, abbiamo recuperato molti mobili. Chiaramente tutto quello che abbiamo recuperato è soltanto parzialmente attribuibile a una incuria da parte dei mitilicoltori, ma davvero marginale. Molto è davvero un senso civico che va sicuramente approfondito, va migliorato da parte della cittadinanza. Quando ho letto una bilancia, io pensavo una bilancia di quelle dei mitilicoltori, infatti, per pesare, invece no, era proprio una bilancia, quelle che si tengono in bagno. Sì. Una bilancia vera. Quindi l'intervento con il progetto Miti di Mare nasce da una sensibilizzazione territoriale per il tramite dei mitilicoltori, per far comprendere che tutto ciò che si è detto non è perfettamente vero. Quindi i tratti di costa inquinati a causa dell'incuria dei mitilicoltori è soltanto parzialmente vero, e abbiamo scoperto anche che dobbiamo lavorare per rendere possibile un mantenimento della pulizia, perché in alcuni casi, non essendoci disponibilità per lo stoccaggio e la differenziazione dei rifiuti, chiaramente è un po' più semplice lasciare incustoditi alcuni dei beni da loro utilizzati, che però posso assicurare non c'è un'assenza di cura da parte dei mitilicoltori, c'è soltanto una indisponibilità e un miglioramento da parte loro che sta avvenendo, perché c'è stata una partecipazione attiva, ci sarà ancora, e oltre il progetto che terminerà a fine luglio, noi continueremo con queste azioni di pulizia sui tratti di costa interessati. E non c'è solo questo, c'è anche il Museo Temporaneo della Mitilicoltura, che avrà delle aperture straordinarie. Sì, sabato 11 saremo aperti la mattina e il pomeriggio, vi aspettiamo tutti quanti. Abbiamo la possibilità di avere una maggiore partecipazione da parte degli artigiani che faranno delle rappresentazioni sul momento per poter conoscere le antiche tradizioni legate al mare. Che poi questa è la cosa bella del Museo della Mitilicoltura, perché sono oggetti di famiglia di tutte le cooperative tarantine, che sono per lo più storie di famiglia che vengono spiegate proprio dai mitilicoltori, e ci sono oggetti che, se non vengono spiegati, insomma, non si capisce che cosa sono. Certo, la volontà era questa, di creare un museo interattivo senza l'utilizzo, senza demonizzarle per carità, però senza l'utilizzo di tecnologie, quindi un racconto reale, individuale, con piccoli gruppetti di mitilicoltori che raccontano gli oggetti, con una certa passione, perché nonostante la non abitudine al racconto, quando si parla di mare, di mitilicoltura, si accende un fuoco negli occhi e dei racconti diventano davvero interessanti. Abbiamo passato una settimana con loro, e sabato ci saremo nuovamente lì, e tutto questo per sperare di farlo diventare un museo permanente. Certo, sarebbe bellissimo, e questa collaborazione con Miti di Mare, di Miti di Mare con i mitilicoltori, è proprio tanto interessante. Grazie Paolo Vinci, presidente di Isola Cooperativa Sociale. L'appuntamento allora è sabato 11 al Museo Temporaneo della Mitilicoltura per questa apertura straordinaria. A che ora aprite? Alle 9? Apriremo alle 9, saremo aperti sino alle 13, e poi il pomeriggio apertura ulteriore dalle 17 alle 21, Palazzo d'Aquino. E allora tutti a Palazzo d'Aquino per scoprire gli antichi oggetti della mitilicoltura. Grazie Paolo Vinci. Grazie. E noi adesso ci fermiamo. Quando torniamo parliamo, c'è Giovanni Guarino con le nostre gocce di memoria, restiamo in tema. Only You, e noi abbiamo solo lui con le nostre gocce di memoria. Buongiorno a Giovanni Guarino che sta arrivando in diretta. Intanto io vi ricordo che siete su Buongiorno Taranto, che se ci volete inviare un messaggio WhatsApp lo potete fare al numero 339 680 6868. E adesso partiamo con le nostre gocce di memoria. Sta arrivando la musica e sta arrivando lui. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a te, arriva lui, bello come cantava. bello,
Buongiorno. Buongiorno Giovanni, di che cosa parliamo oggi? Cosa portiamo ai nostri ricordi? Le fesche. Le fesche. E che cosa sono? Piero, tu sai che cosa sono le fesche? Là, se qualcuno ne sa qualcosa. E cioè? Raccontaci, illuminaci. Le fesche. Che sono le fesche? Non ne ho idea, mi viene le pesche? Non lo so. Le pesche? Non so. No. Sono le narici. Le narici? Come ci si arriva alle narici dalle fesche? È un termine di origine latino. E poi per esempio c'è gente che viene chiamata Nicolò Fiscone, che ha le narici grosse, insomma. In effetti sa un po' di fischio, il fischio al naso, sembra un po'. Ricorda un po' quelli che respirano col fischio, no? Non ti sento bene stamattina. No, non mi senti, adesso mi senti ora meglio, sì. Ricorda quelli che respirano fischiando col naso. Esatto, fiscone. Le fesche. Oppure o cucurozzo, cioè parti anatomiche. E a questo punto, non lo so, mi viene il pomo d'Adamo. Il cucurozzo no, il pomo d'Adamo no. E che cos'è? Si dice pure o cucurozzo d'ofalone. Ofalone, che cos'è ofalone? Da pane. Filone di pane. Il filone di pane, sì. O cucurozzo d'ofalone, la parte il culetto. La punta, esatto. Ed è la parte anatomica del gomito. In effetti ci somiglia. È appunto, vedi, tutto torna. È vero, no? È vero. È vero, eravamo diversi, no? Raccontavamo le storie attraverso le parole. Appunto. Ora le usiamo e basta. O pisoscia. Vabbè, questo lo so, è il mento allungato. Vedi, finalmente siamo arrivati al mento allungato. Il mento allungato lo sapevo, il piscioscio ce l'avevo. E poi sono modi di dire che riguardano anche le parti anatomiche, no? Tipo o caura di nangapa, c'è caura di nangapa. Era un modo di che significa? Che cosa c'hai in testa? Che pensiero è? Che pensieri in testa? Adesso che piano piano ci arriviamo. Ho avuto un suggerimento dalla regia, come si dice. Devo ammettere la verità, c'è Piero che me l'hanno suggerito. E non si tenuto sulla mocca, ce vuol dire che è uno che non sa tenersi un segreto. Vedi che ci si arriva piano piano. Certo. Era la vita quotidiana, si prendeva quello che era il vissuto quotidiano e questo poi di colpo diventava modo di dire, insomma, che era una sorta di sintesi filosofica, no? Cioè, immaginiamo il granchio nella testa, è impossibile, però se immaginiamo il movimento del granchio e quando abbiamo quei pensieri che ci pungono, sì, no? Perché poteva essere qualsiasi altro animale, perché proprio caura, perché si muove in una certa maniera, agisce in una certa maniera, ha le chele, quindi quel pensiero non è il pensiero qualsiasi, è proprio una cosa fastidiosa che proprio non riesce a controllare, che non ti porta al nervosismo, è una cosa lenta. Quando si diceva c'è caura che tenga in capo, c'è caura che tiene in capo, o non te ne nessuna caura in capo, non ti fa né. Però non è un bel pensiero, cioè non mi dà un'idea di un buon pensiero. Comunque, no, non è un buon pensiero, è un pensiero fastidioso, ti sto dicendo, non violento ma fastidioso, si direbbe, certe volte diciamo tarlo nella testa, no? Che è un po' diverso, perché il tarlo è la fissità, invece il caura è quella cosa che si muove lentamente, cioè non ti arriva, ti punge, poi se stai ferma, cioè c'era proprio la concretizzazione della cosa in questo modo di
di dire in queste frasi, come Cicero e Mocchi, insomma, no? Certo. Perché se non sei capace di tenere un Cicero e Mocchi, o ti stettino un Cicero e Mocchi che c'hai la bocca serrata, insomma, perché come apri la bocca, essendo sferico, la lingua come se muovo Cicero da cade. Certo, va via. Sì, esatto. Quindi abbiamo fatto un po' di anatomia stamattina. Ma vedi, ecco, No. a tutti gli studenti di medicina di Taranto dovevate ascoltare Radio Cittadella stamattina. Esatto, attenzione alle caure in gabba. Attenzione, Impara a tenere Cicero e Mocchi. soprattutto in periodo d'esame. Grazie Giovanni Guarino. Aprite le pesche quando sentite un buon profumo, quando sentite un po' di pozzo, ormai in questa città regna sovrano ogni tanto, stringite le pesche. Ecco, niente, tappatevi le narici. Ci sta. Grazie Giovanni Guarino, Buona noi ci sentiamo giornata. lunedì prossimo. Va bene, buona giornata a tutti e a tutte. E adesso ci fermiamo, quando torniamo andiamo a Grottaglie in realtà. Questo era Cioffi con Carmela, evidentemente lo dice 2000 volte, quindi è Carmela. Noi adesso ci spostiamo a Grottaglie, in provincia, dove al Castello Episcopio si sono accesi i riflettori sulla 30ª edizione del concorso internazionale di ceramica contemporanea Mediterraneo, un'edizione da record che unisce la tradizione locale alle tendenze artistiche globali, portando l'arte anche nelle strade. Vediamo il servizio. 81 opere selezionate in mostra fino al 18 ottobre provenienti da 48 paesi di tutto il mondo. Sono i numeri della 33esima edizione del concorso di ceramica contemporanea Mediterraneo di Grottaglie, numeri che confermano la città delle ceramiche, ha detto l'assessora comunale alla cultura Raffaella Capriglia, capitale internazionale dell'arte figulina. Quest'anno abbiamo avuto un record di candidature da tutto il mondo, sono 410 le opere che si sono candidate a questo concorso nelle sezioni tradizionali, il primo premio, il premio Under 35 Residenza d'artista e ancora il premio Mostra personale, e poi nella nuova sezione che abbiamo inaugurato quest'anno con questa importante novità, quella della grande opera, la ceramica che incontra il paesaggio urbano con opere di grandi dimensioni, di notevoli dimensioni, che andranno ad occupare i nostri spazi pubblici, gli spazi della città. Ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio è la norvegese Christian Lok con l'opera Bivd, premiata per la sua forte sintesi tra ricerca artistica e riflessione ecologica. Il secondo premio va all'olandese Paola Bastiensen, mentre il riconoscimento Under 35 vola in Corea del Sud con Jin-Young Kim. Ma la vera svolta di questa edizione per Lisa Hockenheimer, curatrice e direttrice scientifica del concorso, è il debutto della sezione Grande Opera, presentata per far dialogare la ceramica con il tessuto urbano. Vince la panchina profilo urbano delle italiane Elena Buran e Chiara Marcheggiani, un'installazione funzionale destinata a uno spazio pubblico della città. I contenuti di queste opere spaziano proprio di temi dalla guerra, dalla critica socio-politica, geografica, delle minoranze, questo è molto importante, quindi anche prende proprio anche il postcolonialismo come tematica, però guarda anche le tematiche come un ritorno alle origini, un ritorno al rituale. Quindi abbiamo veramente tantissimi temi diversi, ma anche una critica della bellezza, della industria della bellezza, per esempio. Quindi non abbiamo soltanto opere che raccontano o che sono in sé o che vivono per sé, ma sono opere che sono soprattutto posizionate nella nostra società attuale, contemporanea e con una visione a domani. Una serata di richiamo arricchita dagli interventi dell'attore e regista Ascanio Celestini, che ha riflettuto sul valore dell'arte come memoria, e di Elisabetta Stefanelli, caporedattrice di Ansa Cultura, incentrato sul legame tra territorio e comunicazione. Organizzata dal comune di Grottaglie con il patrocinio della Regione Puglia, la mostra resterà visitabile al Castello Episcopio fino al prossimo autunno.
Insomma, avete tempo fino al 18 ottobre per andare al Castello Episcopio a vedere questa bellissima mostra che si tiene ormai da tanto tempo, 33 anni sono tantissimi, e adesso noi invece ci fermiamo. Quando torniamo parliamo di tagli agli stipendi dei dipendenti dell'ASL. E adesso noi parliamo di una disputa che è nata tra il sindacato CISL FP, la funzione pubblica di CISL Taranto Brindisi, che ha avviato un duro scontro con la nuova direzione strategica dell'ASL di Taranto. Al centro della contestazione ci sono due questioni principali. Primo sono i recuperi economici unilaterali, così li definisce il sindacato. L'azienda sanitaria ha avviato il recupero forzoso, e la decurtazione delle somme relative all'indennità prevista dall'articolo 107 del contratto nazionale della sanità destinata al personale operante in reparti con particolari condizioni di lavoro, ritenendole non dovute. Poi mancata risposta alla diffida, il segretario generale Giuseppe Lacorte, che dovremmo avere fra poco in video collegamento, denuncia che l'ASL non avrebbe fornito alcun riscontro alla diffida inviata il 25 giugno per chiedere la sospensione di questi recuperi. Il sindacato inoltre contesta anche le modalità di gestione dei tavoli in trattative da parte della nuova governance dell'ASL. Domani si dovrebbe tenere un incontro con l'ASL, che avrebbe convocato anche, in cui l'ASL avrebbe convocato anche le sigle sindacali non firmatarie del contratto collettivo nazionale in vigore. Inoltre, secondo la CISL FP, questa scelta contrasta con le disposizioni che riservano diritti di partecipazione e confronto esclusivamente alle RSU, quindi alle rappresentanze sindacali unitarie, e ai sindacati firmatari del contratto nazionale. La Corte ha anche evidenziato il paradosso rispetto alla Regione Puglia, dove l'assessore alla sanità ha convocato unicamente i soggetti legittimi per legge. Insomma, la questione si fa piuttosto dura. Diciamo che la nuova governance dell'ASL si è appena insediata e già le polemiche sono tante. Il problema è anche che l'azienda non ha ancora fornito alcun riscontro alla richiesta di sospendere i recuperi forzosi avviati nei confronti del personale. Secondo la CISL FP la vicenda riguarda l'indennità prevista dall'articolo 107 del contratto nazionale di lavoro, come dicevamo, riconosciuta agli operatori impiegati nei reparti caratterizzati da particolari condizioni di lavoro, e quindi in situazioni piuttosto difficili. Purtroppo non riusciamo a collegarci con Giuseppe Lacorte, segretario generale della CISL FP di Taranto e Brindisi, e niente, quindi abbiamo raccontato il problema e ci ascoltiamo un po' di musica per riprenderci. E queste erano Elisa e Matilda De Angelis, l'attrice, insomma, per essere chiari, di un po' di estati fa, che però torna con un certo piacere. E allora adesso noi invece parliamo, per questo ultimo spazio di Buongiorno Taranto, dei 20 anni della 20 candeline spente dalla delegazione FAI di Taranto del Fondo Ambiente Italiano, e è stato festeggiato sabato al Castello Aragonese, progettando il futuro e vedendo quali sono un po' le mancanze del passato, mancanze sicuramente non dovute al FAI, ma perché insomma certe cose sono piuttosto costose, piuttosto impegnative. Guardiamo il servizio e ascoltiamolo. 20 anni di impegno e riscoperta e cittadinanza attiva. La delegazione FAI di Taranto taglia il traguardo delle 2 decadi di storia, tracciando un bilancio e rilanciando le sfide per il futuro di un territorio in profonda trasformazione. Nata ufficialmente nel 2006, la delegazione ionica ha saputo inserirsi nel solco tracciato a fine anni 90 dalle prime realtà pugliesi come Bari e Lecce, diventando un punto di riferimento fondamentale per la comunità, un percorso che cammina di pari passo con la rinascita della città, come ha sottolineato il presidente regionale del FAI Puglia, Saverio Russo. In Puglia siamo partiti più tardi rispetto al resto d'Italia. Ricordiamo che il FAI è stato fondato a Milano nel 1975, direi che in questi 20 anni, 25 anni ha cominciato a reinventarsi, ha cominciato a cambiare la percezione che aveva di sé
e del suo passato, e ha cominciato, grazie anche al FAI, a scoprire risorse che andrebbero valorizzate maggiormente, il patrimonio storico-artistico, il patrimonio naturale. Taranto e la sua provincia hanno bisogno del FAI, questo continueremo a fare e lo facciamo anche in questi mesi in cui siamo impegnati nel censimento luoghi del cuore. Sarebbe importante che anche da questo territorio venisse fuori una proposta forte, capace di accendere i riflettori delle pubbliche amministrazioni, dei privati. Ed è proprio sulla profonda connessione tra cittadinanza e territorio che si concentrano le prossime sfide della delegazione di Taranto, guidata da Maria Carmela Condorelli. Le linee programmatiche per il futuro mettono al centro l'ambiente e 2 scrigni di biodiversità e storia che abbracciano l'intera provincia. Il mio impegno, insieme a tutta la delegazione, sarà improntato per l'ambiente, per le 2 grandi bellezze di questo territorio, il Mar Piccolo e la gravina della zona, non solo di Taranto, di Massafra, di Castellaneta, La Terza e Ginosa, perché sono luoghi, il Mar Piccolo e la gravina, tutti da scoprire e da amare, conoscere per amare. Questo è il grande percorso che vuole fare sempre il FAI, e purtroppo entrambi questi luoghi non vengono amati a sufficienza, secondo me, dalla popolazione, dai cittadini di questo territorio. Il progetto degli apprendisti ciceroni nel nostro territorio è molto attivo, è un segno tangibile della volontà di fare vivere questa cittadinanza attiva, perché sono gli apprendisti ciceroni, vuol dire cittadinanza attiva, partecipare ed amare quello che hai intorno a te. Dalla tutela del Mar Piccolo alle gravine, passando per il passaggio di testimone alle nuove generazioni, la sfida del FAI di Taranto per i prossimi 20 anni è già cominciata. E gli apprendisti ciceroni sono i ragazzi delle scuole che ogni anno, nelle giornate di primavera e d'autunno del FAI, raccontano i luoghi. Tra le gravine, secondo me, da tutelare ci sarebbe anche quella di Statte, che è profondamente bella e forse a volte un po' dimenticata. E noi però siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Buongiorno Taranto. Io ringrazio Piero Caffio in regia, vi ricordo l'appuntamento con l'informazione alle 14 con il nostro telegiornale. Vi ricordo anche che se avete segnalazioni potete inviarci una mail all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio WhatsApp al 339 680 6868. E vi saluto e non mi resta che augurarvi un buon lunedì e una buona settimana.